Quando ero parroco a Legnago, perché sono stato anche parroco, e tanto volentieri, passavo spesso dalla strada provinciale per andare a Nogara o in qualche altro luogo, ma quella strada l'ho fatta frequentemente anche da vicario generale. Mai mi ero accorto di questo gioiello, che però mi si dice adesso che in quei tempi era in profonda decadenza, cioè era un'opera in se stessa d'arte, ma ormai consunta dal tempo e destinata anche a sfasciarsi se qualcuno non interveniva. Per fortuna c'è sempre chi è deciso, ha un'idea bella e la persegue con tutti i modi. E così da un rudere che poteva essere è ritornata, come si suol dire, nel primitivo splendore, anche se il termine non è esatto, la signora sovrintendente mi perdonerà, ma comunque sarebbe tutto un discorso da fare piuttosto lungo. Il fatto si è che proprio questa realtà ristrutturata da rudere a opera d'arte può essere un bellissimo simbolo di quanto noi siamo in grado di operare nei confronti di una realtà che rischia di essere un rudere vero e proprio. I nostri giovani, ci stiamo rendendo conto che i giovani vanno alla deriva? E il mondo degli adulti consente che i giovani vadano alla deriva? Che si sfascino? Che si rovinino? Sono loro l'opera d'arte e sono tanto lieto di vedere qui vicino, in mezzo a voi, tanti ragazzi e anche giovani. Sono i giovani ancora i ragazzi puliti, belli, ancora sani. Bisogna fare in modo, per un verso, di mantenere sani quelli che già lo sono, ma bisogna fare anche in modo che quelli che invece sono lasciati travolgere dal male, dalla devianza, siano recuperati, e fare ancora di più in modo che le nuove generazioni non entrino nel labirinto della devianza. Da chi dipende? Da noi adulti. Primo, se siamo convinti, se tutti siamo concordi che questa impresa è possibile ed è doverosa, allora di sicuro ci riusciamo. Troveremo le risorse. Certo, bisogna investire molto nella formazione delle nuove generazioni. Hanno un bisogno estremo di essere formati ad essere il meglio di sé. Noi ci crediamo. In secondo luogo, è importante che gli adulti diano delle testimonianze di vita onesta, di vita di alta qualità, specialmente dentro l'ambito della famiglia, ma che abbiano anche il coraggio di presentare come valore trainante e qualificante la fede cristiana. Se noi come adulti abbiamo il coraggio di dire, come Filippo ha fatto nei confronti di Natanaele e Bartolomeo, la stessa persona, abbiamo trovato il segreto del vivere, si dice il Messia, che vuol dire il segreto della vita. L'abbiamo trovato. Sì, cari amici e fratelli, io l'ho trovato questo segreto e non ho timore di dirlo. Lo annuncio con coraggio perché ne sono profondamente convinto, radicalmente convinto. E amo pensare che posso contare su ciascuno di voi su una fede che può essere anche titubante, può essere anche in crisi, piena di interrogativi, ma c'è il fondo della fede e mi piacerebbe parlare con gli adulti delle problematiche che coinvolgono la vita di una fede, perché certo non è a portata di mano
come qualunque regalo che ti venga affidato, spesso la fede è travaglio, è fatica, lo so bene. Anche la mia è fatica, anche la mia è travaglio. Eppure sento, mi rendo conto e ne sono certo che questa è la mia più grande risorsa, che ho appreso ovviamente dalla mia famiglia, da mia mamma e mio papà, ancor prima che dalla comunità parrocchiale. Se noi adulti potessimo dire abbiamo trovato e dire agli altri vieni e vedi, sperimenta anche tu che cosa vuol dire incontrare la persona viva di Gesù Cristo, che era morto e risorto oggi, è il vivente. Lui appunto è la decodificazione della vita. Per usare il termine più caro ai più giovani, mi capiscono gli altri, pazienza, è la password. Se vogliamo entrare in quelle file bisogna passare, anzi in tutto il computer della vita, bisogna passare da lì. Siamo capiti? Bene. Allora, tenere presente dunque che Gesù è la vera password per entrare nel mistero della vita, perché la vita umana è davvero un mistero, è talmente aggrovigliata che se non troviamo qualcuno che ce ne indica il bandolo, noi restiamo nel buio, restiamo nell'insignificanza, restiamo nei rebus. La vita è un rebus allora. Se invece mettiamo nel cuore dell'uomo, in ciascuno di noi, la presenza viva di Gesù, statene certi. Questo ha capito Natanaele e Bartolomeo, si è lasciato condurre da Gesù, anche se è stato molto schietto. Ma cosa vuoi che venga di buono da Nazareth? Quando Filippo gli ha detto vieni con noi, vieni e vedi da Nazareth, è il profeta di Nazareth. Cosa vuoi? Poi adesso ve lo traduco in dialetto. Tendi bene la frase, Cosa vuoi che venga di buono da Nazareth? Tradotto in dialetto vuol dire te può mainarte? Ecco, quello è il senso vero, ecco. E invece era la pura verità. E quando si è incontrato appunto con Gesù Gesù ha detto a Natanaele, tu sei veramente un grande uomo, in te non c'è falsità, che bello, Un uomo in ricerca, che addirittura mette in dubbio, e perché? Perché era alla ricerca della verità autentica, voleva toccarla con mano, e a quel punto Gesù, tu sei un grande uomo, sei un uomo in cui non c'è la falsità. Bella questa definizione di un essere umano, di un uomo e di una donna. Sei nella verità, sei veritiero, perciò di te mi posso fidare. Ecco il perché dico, se noi come adulti vogliamo restaurare questo mondo, ridare significato, valore a questo mondo che rischia di tramontare nella sua civiltà, tutto il suo impulso di forza che esiste, dobbiamo sempre di più appellarci al senso del nostro essere umani in tutta la concretezza del nostro umanesimo e possibilmente di un umanesimo cristiano che attinge appunto a Gesù Cristo tutta la sua forza. Questo ci invita non soltanto Bartolomeo, ma anche e soprattutto Maria, che è bello pensare che nelle nostre comunità cristiane ci sia una devozione autentica alla Madonna, quella appunto che abbiamo imparato dalle nostre mamme sostanzialmente, no? E ci vede riuniti anche nel mese di maggio in tante altre situazioni. Bene, la Madonna è grande, madre di Dio, madre del figlio Gesù, è vissuta per lui e ci dice sempre fidatevi di Gesù. È un galantuomo, è talmente un galantuomo da essere il modello più grande, più sublime, lo è stato anche per Maria, della piena realizzazione di ogni persona umana.